Carabinieri importunati e aggrediti verbalmente da alcuni sbandati in centro a Mestre, dove tiene banco la rimozione panchine decisa dal comune, che per Confesercenti non risolve il problema. Viviamo e lavoriamo in una strada groviera tra buche, dossi e cadute. La protesta di residenti e commercianti di Viale San Marco, noi dimenticati da Cafarsetti. Secondo i dati dell'anagrafe del comune, oramai mancano appena 15 residenti alla discesa di Venezia sotto quota 50.000 abitanti. Secondo Venezia.com dovrebbe essere sufficiente meno di una settimana. Ordinanza dell'Unione dei Comuni del Milanese per il risparmio d'acqua a causa della siccità. Il provvedimento riguarda più di 120.000 residenti, multe per i trasgressori. Lunedì alle 10 al Duomo di Mestre i funerali di Paolo Giusto, ex professore e allenatore del CUS Venezia, fondatore a Mogliano della Polisportiva, storico allenatore della squadra di volley femminile. Traffico intenso in autostrada nel primo fine settimana di agosto. Tra Padova e Venezia un incidente ha provocato 3 chilometri di coda, ma sostanzialmente il piano per l'esodo estivo ha funzionato. Nuovi casi di Covid nella prima squadra del Venezia Football Club. In mattinata la società ha comunicato che 13 tesserati del club sono risultati positivi, per tutti è scattato l'isolamento. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta nuovamente con l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dal tema sicurezza e degrado in realtà a Mestre. A tenere banco è la questione rimozione panchine in centro città, con il problema che però non è affatto stato risolto, attacca Confesercenti. Carabinieri importunati e aggrediti verbalmente da alcuni sbandati in centro a Mestre, proprio nel cuore della città, tra Piazza Ferretto e Piazza Barche, alle panchine di via Fratelli Rondina, occupate da gente senza fissa dimora, alcolizzati e tossici, tra cartone di vino e bottiglie di birra a terra. Sono le 16 e l'ultimo sabato pomeriggio di fine luglio. Soltanto 11 secondi di filmato girato da una telespettatrice con il telefonino, in cui si vede chiaramente quanto i militari con le 2 gazzelle fisse in presidio tentino di arginare le ire alcoliche, o forse di altro ancora, dell'uomo con la maglietta gialla e del ragazzo proprietario dei 2 cani sempre alla sinistra del filmato. Non filmare però, intima nel frattempo un terzo ragazzo, la nostra telespettatrice. Siamo a 2 passi da dove a inizio settimana il comune, per fronteggiare l'emergenza degrado, ha fatto rimuovere le panchine di via Zorzetto. Oggi sulla questione sicurezza in città interviene Confesercenti. Cittadini e commercianti pretendono programmi, non la cura ai sintomi del degrado, dice. La questione panchine è un problema che si è sviscerato in questi giorni. Io sono dell'idea che bisogna pensare alla qualità della città, alla vitalità della città, come dicevamo prima, e non ci sarà più bisogno di rimuovere le panchine. Una città senza panchine non pensa alla socialità anche di chi invece ha necessità di ritrovarsi chiacchierando seduto, alle famiglie con bimbi in pausa gelato durante una passeggiata, agli anziani. È chiaro che se non si risolve in altro modo, capisco le istanze di chi vive quella zona e vede tutta una serie di situazioni negative favorite dalle panchine, comprendo benissimo, però bisogna cercare di evitare questo se possibile, intervenendo anche nel breve termine in maniera diversa. Insomma, meglio pensare a rivitalizzare la città con iniziative partecipate da turisti e residenti, per non lasciare la città stessa in mano a chi, per scelta o per destino, si trova a vivere nel degrado, così sempre Confesercenti. Quindi tutte quelle persone che vivono gli alberghi per andare sostanzialmente a Venezia o si muovono a Mestre per affari, bisogna cercare di vincolarli nel centro cittadino della terraferma. La strada groviera tra buche, dossi e cadute. Siamo i dimenticati di Viale San Marco a Mestre, si definiscono così commercianti e residenti agli occhi di Cafarsetti. Guardi, io conosco una signora che una volta è inciampata e si è fatta male seriamente. È caduta quindi? È caduta, era la madre della mia ex compagna. La strada groviera con dossi, sconnessione e gobbe è questa tra i civici 106 e 80 del Viale San Marco a Mestre. Siamo stati abbandonati per quanto riguarda la strada, insomma. Il comune non ci viene incontro e abbiamo chiesto tante volte, perché ho avuto anche delle clienti che sono cadute.
Sono gli stessi commercianti e residenti a farci da guida, mostrandoci il grave stato di abbandono in cui versa questo tratto di strada, breve ma molto frequentato, perché è a ridosso dell'ufficio postale e della primaria Giacomo Leopardi. È un po' tutto il marciapiede, diciamo, di Viale San Marco che è disagevole. Qui la gente continua a cadere come birilli, persone a piedi come in bicicletta, l'ultima soltanto pochi giorni fa, una bimba in bici di appena 5 anni. Situazione che commercianti e residenti denunciano da tempo all'amministrazione comunale, che ad oggi però non ha dato alcuna risposta, rimanendo silente. Ma il problema riguarda pure le auto parcheggiate sulle strisce blu, quindi a pagamento, proprio vicino all'ufficio postale. Qui si rischiano anche le sospensioni delle vetture, ci dicono i residenti, con marciapiedi e aree di sosta che sembrano rosicchiati e scavati dai topi. Per esempio, a parte qui, che anche per i parcheggi e altro è veramente vergognoso perché è pericoloso. Qualcuno si è lamentato, diverse persone, perché sono tanti posti, sono dei buchi nelle strade, poi non è proprio il marciapiede, è proprio il massimo, non è tanto curato. E poi associato c'è il non trascurabile problema del verde pubblico. Il verde non si occupa di venire a tagliare spesso gli alberi, perché anche questo problema di questo albero qua ogni tanto lo taglio io perché ho tutti i rami davanti al negozio, ecco. E perché abbiamo un problema anche di radici, perché questi alberi sono qui da anni e oltretutto le radici appunto spuntano fuori e creano questi danni all'asfalto. La gente qui chiede un immediato intervento da parte di Cafarsetti. Andiamo sempre peggio. Insomma, è una zona, sta diventando degradata anche questa zona del Viale. Ma sempre. Una volta era una bella zona, adesso è diventata quello che è diventata. E intanto, secondo i dati dell'anagrafe del comune, mancano appena 15 residenti alla discesa di Venezia sotto quota 50.000 abitanti. Secondo Venezia.com, che ha invitato i veneziani ad apporre un drappo con la cifra 49.999, basandosi sulla tendenza media dello spopolamento dell'ultimo mese, dovrebbe essere sufficiente meno di una settimana per perdere i 15 abitanti che mancano a scendere, per usare le parole dell'ex ministro veneziano Renato Brunetta, sotto la soglia di quel che si può definire il concetto di città. Ordinanza in tutto il territorio dell'Unione dei Comuni del Milanese per il risparmio d'acqua potabile a causa dello stato di siccità. Il provvedimento riguarda complessivamente più di 120.000 residenti della città metropolitana di Venezia. Sono previste multe per i trasgressori. Stiamo affrontando purtroppo una nuova emergenza che non avremmo voluto avere e soprattutto non avremmo mai pensato arrivasse. L'Unione dei Comuni del Milanese scende in campo per contrastare l'emergenza idrica causata dalla siccità. L'ordinanza firmata dai sindaci di Martellago, Mirano, Noale, Salzano e Spinea rimarrà in vigore fino al 31 agosto, salvo proroghe se perdurerà lo stato d'emergenza. Il prelievo dalla rete idrica di acqua potabile è consentito esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali. Viceversa è vietato, tra l'altro, per il lavaggio di cortili e piazzali, veicoli a motore, con esclusione degli autolavaggi, per l'irrigazione e l'innaffiamento di giardini e prati e il riempimento delle piscine. Come sindaci dell'Unione dei Comuni del Milanese, tutti assieme, ci siamo coordinati per fornire una linea comune al nostro territorio. Abbiamo concordato quindi un'ordinanza volta a evitare innanzitutto lo spreco d'acqua e a sensibilizzare quindi tutti i nostri cittadini ad uso consapevole di tale prezioso bene. Ai cittadini si consiglia inoltre di usare lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno carico, preferire la doccia alla vasca da bagno, non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti, la rasatura della barba o la doccia, non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo, e utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante. Il mancato rispetto dell'ordinanza sarà sanzionato con una pena pecuniaria. L'ordinanza in sé però rimane un testo scritto, vuoto, che non può risolvere il problema senza la collaborazione di tutti i cittadini, senza quindi la vostra collaborazione. Pertanto vi chiediamo di attenervi a quelle che sono le indicazioni che vi diamo. È un piccolo sacrificio, lo sappiamo, ma che da parte di tutti può aiutarci ad aiutare, scusate il gioco di parole, l'intera comunità.
Si celebreranno lunedì prossimo, 8 agosto, alle 10 al Duomo di Mestre i funerali di Paolo Giusto, morto a 72 anni dopo essere stato investito mentre rinsella la sua moto negli Stati Uniti a giugno scorso. Professore in pensione del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre dal 2007, allenatore del CUS Venezia, molto conosciuto anche a Mogliano Veneto, dove è stato uno dei fondatori della Polisportiva e storico allenatore della squadra di volley femminile, lanciata importantissimi traguardi nazionali nel corso degli anni con scudetti juniores a ripetizione. Lunedì a Mestre l'ultimo saluto con una richiesta proprio di Paolo per il tramite dei figli Alessandra e Andrea: non indossare abiti scuri, in particolare neri. Traffico molto intenso lungo le autostrade in questo primo fine settimana di grande esodo. Tra Padova e Venezia un incidente ha provocato in mattinata 3 chilometri di coda, ma sostanzialmente il piano predisposto proprio per affrontare l'esodo estivo ha funzionato. Secondo i sensori di CAV, concessioni autostradali venete, sono stati quasi 21.000 i mezzi che tra le 6 del mattino e mezzogiorno hanno percorso il tratto autostradale tra Padova Est ed Arino in direzione Trieste. Verso Milano sono stati quasi 16.000. Dati che si sono ripetuti anche nel pomeriggio e che confermano la previsione di un traffico agostano da bollino rosso, intenso ma ordinato, complicato solo da un tamponamento tra due auto con un ferito lieve prima delle 10 nei pressi dello svincolo per la A13 verso Bologna. Ma grazie al piano per l'esodo estivo l'intervento di pronto soccorso era già stato distaccato a Padova Est ed è intervenuto in breve tempo risolvendo la situazione in mezz'ora. A causa del traffico intenso comunque l'incidente ha provocato fino a 3 chilometri di coda. È il primo pomeriggio il momento nel quale sulla rete autostradale gestita dal CAV si registra il maggior numero di transiti, circa 3.800 all'ora in direzione Trieste. Ma questa rete autostradale è in grado di reggere un traffico che può arrivare fino a 5.500 passaggi all'ora. Da domani si prevede una situazione di traffico simile ma in direzione Milano a causa dei rientri, con traffico che si prevede sostenuto specie nel pomeriggio sera e fino a lunedì mattina, dove andrà a sommarsi alla ripresa dei transiti feriali e pesanti. Il Veneto guida la ripresa economica italiana, ma secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre non mancano le incognite in vista dell'autunno. Nel 2022 il PIL del Veneto è destinato ad aumentare del 3,4%, è il risultato migliore di tutte le regioni italiane. Certo è anche che, secondo l'analisi realizzata dall'ufficio studi della CGA, gli scostamenti tra le previsioni di crescita delle singole regioni italiane sono minimi. La Lombardia è al 3,3%, l'Emilia-Romagna è al 3,2%. Ma ha considerato anche il più 2,7% di Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, il Nord-Est torna ad avere il ruolo di locomotiva economica del paese. Una ripresa arrivata grazie agli aiuti pubblici erogati dal governo Draghi, dal buon andamento delle presenze turistiche, dagli investimenti, in particolar modo nelle costruzioni, e dal boom delle esportazioni. Se il Veneto torna a trainare l'economia, questa è una buona notizia anche per il resto del paese, che può beneficiare dell'effetto trascinamento. Ora dobbiamo evitare che al rientro delle ferie, il rincaro delle bollette, il boom dei prezzi ci facciano scivolare verso la recessione. Bruxelles quindi deve imporre un tetto al prezzo del gas e il nostro governo deve aumentare gli aiuti a famiglie e imprese in difficoltà. Anche l'ufficio studi della CGA lancia l'allarme per un autunno che si annuncia denso di quelle che, a voler essere ottimisti, si possono definire le incognite del prossimo autunno: il caro energia, l'inflazione, gli sviluppi della guerra in Ucraina e una possibile recrudescenza del Covid, oltre ai segnali di crisi che agitano un'economia tedesca da sempre legata a doppio filo a quella del Nord-Est. Tutti fattori che potrebbero frenare lo slancio economico della prima parte dell'anno. Ancora una volta la particolarità di Venezia si è persa tra carte e burocrazia, escludendo la specificità dei trasportatori acquei dalle facilitazioni e dagli incentivi che invece hanno i colleghi che lavorano su gomma. A denunciarlo il segretario della Confartigianato San Lio Matteo Masat. Per ora gli aiuti promessi ai trasportatori veneziani resteranno un miraggio, eppure il trasporto lagunare, dice, è legato a una serie di costi che determinano un aumento medio dal 12 al 15% sul prezzo finale della merce. Da qui l'invito alla politica di farsi carico di questa problematica. Parliamo ora di vaiolo delle scimmie, oltre 40 i casi accertati in regione, che da oggi dispone anche delle prime dosi di vaccino.
Sono arrivate le prime 400 dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Al momento i casi accertati in Veneto sono complessivamente 42, di cui 6 nell'ULSS 3 Serenissima. Per semplificare la distribuzione e la gestione dei vaccini, queste prime 400 dosi saranno immagazzinate centralmente presso la farmacia ospedaliera dell'ospedale dell'Angelo di Mestre per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione. La profilassi vaccinale è attualmente indicata per gli operatori sanitari a rischio, ovvero il personale di laboratorio impiegato nella manipolazione del virus e quello impegnato nell'esecuzione di test diagnostici per il vaiolo delle scimmie. In fase di definizione, con il contributo e il coordinamento tecnico dei dipartimenti di prevenzione delle ULSS e dei reparti di malattie infettive, i criteri per individuare i soggetti a rischio ai quali offrire la profilassi, nell'attesa delle indicazioni del Ministero della Salute. Cambiamo pagina, andiamo a Zelarino. A settembre torna la 3 giorni musica del Ciani Live Aid, manifestazione solidale e gratuita in ricordo di Ciani Pistolato. A Zelarino, dopo 2 anni di stop forzato per via del Covid, torna la 3 giorni del Ciani Live Aid 2022. Festa a ingresso libero per ricordare in musica Gianluca Pistolato, per tutti Ciani, batterista strappato ai suoi sogni e progetti a soli 44 anni nel 2019 a causa del cancro. All'insegna veramente del divertimento, della festa, ma soprattutto di condividere dei momenti di gioia e di ricordo di Ciani, ma non solo di Ciani, perché ognuno di noi ha il proprio Ciani, il proprio caro, il proprio familiare, il proprio amico, il proprio collega di lavoro. Di conseguenza festeggeremo il Ciani di tutti. Dal 2 al 4 settembre l'evento, con un'anima vocata alla solidarietà, punta per questa edizione al potenziamento e all'ampliamento della copertura dei servizi di supporto ai pazienti oncologici presenti nel territorio. Con il patrocinio dello IOV, Istituto Oncologico Veneto, la ULSS 3 Serenissima e Avapo Mestre, l'associazione cioè che fornisce assistenza ai pazienti oncologici insieme alle loro famiglie. Evento che gode del patrocinio delle città in festa. Siamo andati col comune a fare i sopralluoghi delle aree e si unisce il ricordo di una persona nel bene che possono fare i fratelli, gli amici, il papà, i genitori e tutta la comunità. Sul palco, tra i diversi gruppi, ci sarà anche Andrea Braido, già chitarrista di Vasco Rossi, Zucchero Mina e Celentano, solo per citarne alcuni. Ogni serata 3 gruppi si succederanno l'un l'altro e tra l'altro avremo come ospite speciale domenica sera Andrea Braido, un chitarrista straordinario che suonerà assieme ai Nuovo Fronte del Vasco, che insomma persona veramente, per chi conosce la musica, un grandissimo chitarrista. Un'ultima notizia prima di chiudere: nuovi casi di Covid nella prima squadra del Venezia Football Club. In mattinata la società ha comunicato che ben 13 tesserati del club sono risultati positivi. Informate le autorità sanitarie, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell'osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario. Era come detto l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Tra poco l'edizione di Treviso e ora le previsioni meteo per domani. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Pressione in calo, affluiscono venti più freschi dal nord Europa. Ci attende un weekend con tempo incerto e dai forti contrasti termici. Vediamo il dettaglio di domenica 7 agosto. Sul Veneto prevale una situazione variabile, avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, con temporali anche forti sui monti, ma possibili anche sul resto della nostra regione. Fenomeni meno probabili sulla costa e sui settori più meridionali. Attenzione a rovesci localmente intensi e violenti. Vediamo anche le temperature che saranno in calo, minime tra 17 e 23 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, sarà buono inizialmente, poi piogge in montagna con il coinvolgimento anche dei restanti settori. Bora moderata sulla costa, sostenuta sul Carso e a Trieste. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime intorno ai 30-31 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Sin dal mattino precipitazioni piuttosto diffuse, non si escludono al pomeriggio pause più asciutte. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.